Compagnia di Pavoni. Allora, intanto è stato un piacere rivederti in campo, il tuo esordio appunto con la prima squadra. Esordio che ha portato bene perché comunque è la prima partita dove la Clivense non ha subito reti, senza nulla togliere naturalmente a Sacon. Sì, però un pareggio abbastanza stretto visto tutto quello che abbiamo creato. Oggi non siamo riusciti a finalizzare, però è un passo importante a capire quello che possiamo costruire tutte le partite. Esatto, oggi è mancato solo il gol, no? Se dietro comunque ha funzionato tutto bene, tranne forse no, un'occasione che hanno avuto gli avversari nel secondo tempo, poi c'è state un sacco di occasioni, forse la partita dove avete avuto più occasioni è mancato quel guizzo finale. Sì, penso che sia stata molto simile alla partita di Tritium, solo che là siamo riusciti a segnare, oggi no, e sarà motivo per lavorare durante la settimana. Comunque una squadra in crescita perché dopo i 7 punti in 3 partite oggi questo pareggio si arriva pronti per il big match di domenica prossima in casa contro il Piacenza. Assolutamente sì, e stiamo riuscendo a dare continuità ai risultati, adesso sarà una grande prova domenica prossima e ci faremo trovare pronti. Perfetto, grazie. Grazie.